Assalto di mezzanotte. Sono in 4, poco più che diciottenni. Entrano nel locale che vende i kebab a Tiene, si dirigono verso il registratore di cassa e si prendono 400 euro. Ma c'è un colpo di scena. Il titolare, con un suo dipendente, invece di subire passivamente il furto, decide di affrontare i 4 malviventi che però non si fanno scrupoli e picchiano con calci e pugni le loro vittime. Poi se ne vanno, sparendo nell'oscurità della notte e lasciando lì i 2 rapinati, che a quel punto trovano la forza per alzarsi e chiamare il 112. I carabinieri di Tiene intervengono immediatamente sul posto nella zona di via Colleoni e poco distante dal locale individuano 2 dei rapinatori. Si tratterebbe di giovani di origine nordafricana già conosciuti alle forze dell'ordine. Scattano le manette con l'accusa di rapina e lesioni personali in concorso. Il PM ha disposto l'accompagnamento dei 2 aggressori alla casa circondariale di Vicenza a disposizione per l'udienza di convalida dell'arresto. Adesso è caccia agli altri 2 giovani che hanno partecipato al colpo. Fondamentali saranno non solo le testimonianze delle vittime, ma anche gli occhi elettronici, le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. La banda aveva creduto di ottenere soldi facili, rubandoli, anche a costo di ricorrere a un'aggressione violenta. Ma adesso 2 sono al San Pio X e 2 sono braccati.